I residenti della Mandria a Padova in manifestazione a oltre 2 anni dalla posa della prima pietra della nuova bretella. Tutto è fermo e loro sono soffocati da smog e traffico. La loro voce. I banditi, forse 4, prima hanno interrotto l'illuminazione pubblica, quindi hanno preparato la miscela esplosiva che stranamente però non sembra essere acetilene, e poi sono fuggiti con 25.000 euro. Sul posto i carabinieri, ma sentiamo anche altre notizie, sempre da Padova, di cronaca. Eccoci di nuovo in studio, adesso parliamo della biblioteca dell'Arcella che sta letteralmente scoppiando, chiedono infatti nuovi spazi e lavori di ristrutturazione. La biblioteca comunale offre quasi 10.000 libri ma i residenti si lamentano, i visitatori non ci stanno più, gli scaffali sono pieni, noi siamo andati a vedere naturalmente com'è la situazione. Bene anche il Cittadella che batte la Regina 1-0, i Granata si portano in vantaggio con Pio Vaccari dopo solo 9 minuti, risultato che non cambia poi fino alla fine, all'85esimo gol annullato invece alla Regina per fuorigioco. Adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo delle prossime ore. C'è una questione che tiene banco in questi giorni, i padovani infatti sono mobilitati in difesa della scuola di specializzazione di cardiochirurgia per tutto il giorno davanti all'ospedale, c'è stato quasi un pellegrinaggio davanti al banchetto organizzato dai consiglieri regionali del PD, raccolti in media 200 firme all'ora, è tutto il resoconto di questa giornata di protesta. Torniamo alla cronaca, arrestato per clandestinità e denunciato per furto un tunisino di 22 anni trovato dai carabinieri in Corso Garibaldi con una bicicletta rubata il giorno prima ad un padovano. Conclusi gli atti è stato immediatamente scarcerato, ma sentiamo anche altre notizie da Padova e provincia. Una raccolta firme per un disegno di legge e un'analisi dei prezzi proposti da una trentina di distributori tra Padova e provincia, alla CISL di Caraguerra al caro benzina, una spina nel fianco per ogni automobilista. Abbiamo sentito sia i sindacati ma anche naturalmente gli automobilisti infuriati. Ascoltate. Davvero meravigliosa, adesso però le previsioni del tempo per le prossime ore. E della tragica fine del pacifista Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza in Palestina, è stata testimone la padovana Silvia Todeschini, 27 anni, volontaria dello stesso gruppo. La ragazza, originaria di Noventa Padovana, ha riconosciuto il corpo dell'amico nell'appartamento dove è stato ritrovato senza vita. Era steso su un materasso a terra, ha raccontato la Todeschini, aveva sangue ai polsi e alla nuca e ci hanno detto che poteva essere morto a mezzanotte. La volontaria ha riferito di averlo visto per l'ultima volta martedì sera. Arrigoni era tranquillo e non aveva nessun sospetto di intimidazioni o minacce. Parliamo adesso del vertice in prefettura sugli immigrati provenienti da Lampedusa. Domani arriveranno i primi 25 tunisini che saranno distribuiti nelle strutture della Caritas e della diocesi, un numero basso che non preoccupa la questura, ma sentiamo. E adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo. E proprio in relazione alle domande di permesso temporaneo, su oltre 140 sono 95 quelle accolte, lo ha annunciato il questore di Padova nel tardo pomeriggio. Entro la mezzanotte saranno rilasciati a 95 tunisini che ne hanno fatto richiesta un permesso di soggiorno dunque temporaneo che per motivi umanitari che varrà 6 mesi. Parliamo adesso di politica, le elezioni amministrative sono alle porte, sono 52 i candidati che si sfideranno in provincia di Padova il 15 e 16 maggio per 12 poltrone di sindaco. Al voto i comuni delle Terme, Abano e Montegotto, ma si corre anche ad Este, a Montagnana, a Vigo d'Arzera, a Noventa Padovana, tutti i dettagli, resoconto. E si chiude anche il nostro telegiornale, è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima edizione. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori di Antena 3 Nord-Est, edizione di Padova dei nostri telegiornali che si apre proprio con il vertice in prefettura, la presenza delle massime autorità di polizia cittadine e di 90 dei 104 sindaci della provincia. Al centro l'allarme su possibili infiltrazioni mafiosi dopo le 2 recenti operazioni dei carabinieri della DIA. Il prefetto annuncia l'attivazione di un numero verde e intanto bacchetta gli imprenditori, attenti alle mafie, non si accontentano degli interessi, vogliono tutte. Il resoconto di questo incontro. Un posto di blocco allestito dai carabinieri in pieno centro a Padova non è un normale controllo, ma un vero e proprio percorso obbligato per gli automobilisti costretti a rallentare e a fermarsi sotto gli occhi di 25 militari impegnati. Sentiamo di cosa si tratta. E dopo il bilancio sui reati e anche questi controlli che avete visto, passiamo adesso ad alcune notizie. Denunciato dalla polizia un padovano di 43 anni, sorpreso all'1:20 ubriaco alla guida della sua Y10 in via Sacro Cuore, positivo all'alcol test, aveva la patente sospesa dal novembre 2008, fermo amministrativo per l'auto, ma sentiamo anche altre notizie da Padova e provincia.
È stato dimesso dall'ospedale Vittorio Aliprandi il consigliere comunale della lista Padova per Marin, aggredito a colpi di catene e spranghe giovedì mattina in pieno centro a Padova. Un episodio condannato da tutte le parti politiche. Guido Barbato e Simone Squarcina lo hanno incontrato proprio all'uscita dall'ospedale. Abbiamo raccolto la sua intervista, ascoltatela. La Basilica del Santo attende la visita di più di 100.000 pellegrini polacchi in viaggio verso Roma per la beatificazione di Giovanni Paolo II. I frati si stanno organizzando. A partire da metà settimana prossima la città potrebbe essere letteralmente invasa dai fedeli. Vediamo allora come si sono organizzate e anche la giornata di oggi. Parliamo adesso dei mezzi pubblici. Del 1° maggio aumenta il costo, il biglietto dei bus a Padova, arrabbiati i cittadini preoccupati anche per l'annunciata diminuzione del numero di corse. Sentiamo. E ora il calcio di Serie B, balzo in avanti in classifica del Cittadella che batte per 2-0 il Piacenza, diretta concorrente per la salvezza, e si prepara al rush finale. Allora la cronaca della partita. Ancora cronaca, Pasqua con rissa nell'Alta Padovana, nell'area picnic di Pieve di Cortarolo si sono affrontati una decina di romeni, alcuni dei quali sono poi fuggiti a bordo di 2 auto. Prima dell'arrivo dei carabinieri che stanno ora cercando di identificare gli aggressori, ma questa non è l'unica notizia, sentiamone altre, anche della provincia. Adesso invece ci spostiamo nell'Alta Padovana, non una moschea ma la sede di un'associazione culturale islamica sì. Il comune di Piazzola del Brenta sul Brenta chiarisce che non può impedire l'insediamento di un centro musulmano nell'ex scuola di Presina, dato che la trattativa si è svolta tra privati. Allora lo abbiamo intervistato, ascoltiamo. I padovani hanno scelto la gita fuori porta, meta preferita i Colli Ugani, presi d'assalto proprio dai picnic con gli amici, e c'eravamo anche noi. E con Pronto Antena 3 si chiude anche il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. E sono di nuovo sul piede di guerra e pronti loro malgrado a chiudere i municipi, i sindaci in lotta contro il patto di stabilità. E ancora lettera morta il decreto promesso dal governo 3 mesi fa. Il governo ci prende in giro, dicono arrabbiati, siamo costretti a riprendere la nostra lotta. Abbiamo naturalmente sentito anche delle rappresentanze. Sentiamo. Padova come Roma, fedeli uniti nella preghiera per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, pellegrinaggio da Monte Ortone a Villa Immacolata, tutte le immagini. Chiude la radio della contestazione, torniamo in città, Radio Sherwood lascia le onde medie di frequenza, apre un portale sul web, la nuova frontiera della comunicazione e la rete, non più lettere, sentiamo allora. Pareggio casalingo anche per il Cittadella contro il Modena, sotto di un gol di granata di mister Foscarini, sono stati salvati nel secondo tempo dal bomber Pio Vaccari che con la rete di oggi arriva a 20 rete nel campionato cadetti. Adesso invece vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore.